Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Parleremo di ambiente, parleremo di inquinamento delle falde acquifere dell'Alto Vicentino, cercheremo poi di capire quali possono essere, se ci sono le conseguenze per la salute della popolazione, cosa si è messo in campo e che cosa si sta facendo e qual è la situazione. Ne parliamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito. Inizio dalla mia sinistra, abbiamo il dottor Vincenzo Cordiano, medici per l'ambiente ISD del Veneto, buonasera, sì, buonasera e grazie di essere qua. Al suo fianco Giuseppe Mossa, presidente del Centro Veneto Servizi, buonasera Presidente, buonasera, grazie anche a lei. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno, grazie anche a te. Al suo fianco Cristina Guarda, consigliere regionale della lista Moretti a Palazzo Ferrofini. Buonasera consigliere, grazie buonasera di essere a tutti. Qua. Al suo fianco Pier Giorgio Boscagin, esponente di Lega Ambiente e del coordinamento, dei comitati coordinamento Acqua Libera dai PFAS. Buonasera anche a lei. Prima di entrare nel merito però del tema della serata, questa sera abbiamo due notizie che hanno caratterizzato la giornata e che non possono essere assolutamente taciute. Innanzitutto la buona notizia che è arrivata dal centro Italia, dalla zona colpita dal terremoto, ma soprattutto da questa valanga che insomma oggi sono arrivate delle belle novità. Professor Casen. Sì, sicuramente sono belle perché si dava una situazione più tragica di quella che invece abbiamo assistito e speriamo che tutto si svolga per il meglio. Quello che dobbiamo notare è che purtroppo l'Italia è soggetta a questo continuo, questa invasiva attività che la natura ci mette a confronto, e quindi tra terremoti, alluvioni, nevicate fuori misura mette in crisi il paese, e allora bisognerebbe che ci fosse una politica più attenta a quella che è poi l'argomento anche che affronteremo stasera, più attenta a quelle che sono le vicende, diciamo, normali e che vengono accettate così come se fossero delle cose piovute dal cielo. Invece ormai la tecnologia e le capacità che abbiamo è quello di prevenire queste situazioni per tempo e mettere in condizione che non succedano più. Il territorio è trascurato, si pensa soltanto alle grandi attività tipo il ponte sullo stretto, e si dimentica invece che abbiamo un territorio estremamente fragile, estremamente trascurato e che bisogna affrontare quotidianamente, e che questo tipo di attività non impoverisce la nazione, non impoverisce il paese, ma lo arricchisce, perché è un'economia diffusa, perché è un'economia che, se prevenuta, non dobbiamo affrontare poi quella quantità di danni che invece crea un evento atmosferico, un evento tellurico come questo che abbiamo assistito. Certo, ecco, noi stiamo vedendo le immagini dei soccorsi che sono arrivati, anche sui soccorsi, sul il meccanismo che è stato innescato, c'è stato chi ha posto un po' il punto di domanda, l'allerta era stata data, sicuramente una situazione meteorologica particolare, eccezionale sicuramente, però ancora una volta nell'emergenza ci troviamo a soffrire. Ma io non credo che sia un'emergenza, ce le cerchiamo. È chiaro che se io arrivo sempre all'ultimo momento e le cose sono già in atto da tempo, diventa un'emergenza. Questa non era un'emergenza. Tutta quella gente che in questo momento sta in quelle situazioni deve essere portata via, ma portata via subito. Abbiamo visto stalle demolite dalla neve, ma già messe in crisi dal terremoto. Cioè non è che possiamo aspettare e speriamo che me la cavo. La politica deve avere la capacità di prevenire e di intervenire rapidamente. Quello che non è successo, che sono intervenuti tutti meno che l'esercito. E l'esercito aveva la possibilità di intervenire. Questo era il problema.
e l'esercito ha la capacità di superare queste situazioni e lo possiamo vedere in varie circostanze. Per esempio l'uso di elicotteri che sono stati utilizzati in varie circostanze, che sono in grado di trasportare pesi che sono esponenziali, sono mostruosi. Quindi qui abbiamo una sequenza di un elicottero che si trasporta un aereo tranquillamente da turismo. Quindi la capacità c'era. Sono stati invece questi che sono intervenuti proprio all'ultimo momento, durante la notte, e sono riusciti a salvare le prime 2 persone, va il merito di avere passato 6 ore in mezzo alla neve senza sapere esattamente dove stessero andando e sono riusciti a salvare i primi 2. Poi sono arrivati gli altri, ma potevano essere trasportati, come vediamo qui ci sono dei mezzi e li abbiamo anche noi e ce l'ha l'esercito, che possono portare i mezzi pesanti sul luogo senza fargli tutto il percorso, calarli sul posto e intervenire rapidamente sul posto in maniera tale da consentire poi di un intervento più rapido ed evitare altri danni. Ecco, c'è da dire poi che l'esercito comunque era già stato, tra virgolette, mobilitato, almeno così come ha detto il ministro, anzi la ministra Pinotti. Ascoltiamola un attimo in questa intervista a Rai News 24. Siamo ovviamente presenti nella zona del cratere da subito, da quando c'è stato il terremoto. Abbiamo intensificato da ieri gli interventi sull'emergenza neve. Oggi, dopo queste nuove scosse, stiamo allertando altri assetti che provengono sia dal nord Italia che dal sud, proprio per dare il massimo di disponibilità. Siamo in contatto con la Protezione Civile, con l'ingegner Curcio. Questa mattina ci siamo sentiti con il Primo Ministro, con il Presidente del Consiglio Gentiloni, che dalla Germania mi chiedeva appunto di dare la massima disponibilità, come ovviamente sempre le Forze Armate fanno. L'esercito è completamente mobilitato, qua siamo nella sua sala operativa. Sentiamo l'esigenza di essere presenti il prima possibile in tutti i luoghi, perché sappiamo che l'entità dei disagi che si sommano purtroppo, sia per i disagi che sono sommati nel tempo, sia perché adesso c'è freddo, c'è moltissima neve, abbiamo bisogno di raggiungere anche le frazioni più distanti, le zone montane. Abbiamo messo a disposizione anche tutti i mezzi dell'esercito, molto richiesti per esempio sono i cosiddetti bruchi, che sono mezzi che hanno le truppe alpine, che appunto sono mezzi cingolati adatti per la neve. Quindi il massimo di disponibilità, vogliamo che tutti i cittadini possano sentire che lo Stato c'è ed è vicino in questo momento di difficoltà. Ecco qua, queste le parole della ministra Pinotti. Professor Casa, cosa c'è da aggiungere? Giusto, però l'esercito non si è visto, cioè non abbiamo un esercito così invisibile come è successo. Qui i vigili del fuoco ci sono e c'è la Guardia di Finanza, ma deve essere una presenza massiccia anche per le popolazioni, e abbiamo visto che più spesso le popolazioni si sono sentite abbandonate in una situazione dove si sommava la tragedia di un terremoto terribile e di una nevicata fuori ordinanza. Certo, io volevo sentire anche l'opinione magari dell'esponente di Lega Ambiente. Abbiamo parlato di territorio magari non solo non curato, ma anche non tenuto in maniera adeguata. Ma sicuramente il problema italiano, questo purtroppo, come diceva prima l'editore, noi per ogni evento che si sposta dall'evento normale, per noi diventa una tragedia. Probabilmente c'è proprio una mancanza anche di cultura di queste cose e una mancanza di preparazione probabilmente anche delle forze che dovrebbero intervenire in questo momento. Cioè dovrebbero intervenire prima, non dopo, secondo me. Una mancanza assoluta di prevenzione. Certo, perché poi appunto le previsioni e gli allarmi erano stati dati ampiamente. Sentivo stamattina addirittura che paesi senza spazzaneve in zone che dovrebbe essere una cosa normale avere uno spazzaneve, perché qui di neve ne viene giù, siamo sugli Appennini, non siamo al mare. Certo. Quest'anno è nevicato anche al mare, però in questi casi qua dovrebbe essere normalità.
Certo, certo. Beh, ricordiamo che Capracotta è una località del Molise, è uno dei posti più nevosi in assoluto ed è a 1400 metri di altitudine. Non so se avete mai capitato di vedere le foto, ma anche negli anni scorsi, insomma, metri e metri di neve. Manca proprio la cultura della prevenzione e del rischio idrogeologico, perché abbiamo costruito male, abbiamo costruito dappertutto. Perché ho sentito che questo hotel era stato costruito nel fondo di un canalone. Chi ha permesso queste cose? Certo. Cristina Guarda, vogliamo aggiungere qualcosa? Magari allora dal Veneto è arrivata molta solidarietà, comunque abbiamo mandato gli uomini della protezione civile, esattamente, sono attivi anche nelle zone terremotate e molto importante è proprio anche la solidarietà che si è creata poi dopo questi eventi, che dimostrano comunque una capacità tutta italiana. C'è da dire che anche in Veneto c'è molto da pensare, molto da ripensare, in particolar modo per quanto riguarda la questione dell'edilizia scolastica o della sicurezza dei nostri ospedali, questo in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza in caso di terremoto. C'è in atto proprio anche un'indagine e una verifica di quelle che sono le strutture pubbliche che vedono i nostri bimbi e i nostri malati o gli anziani come dire, in situazioni di pericolo. Molto importanti sono comunque anche gli interventi statali, penso soltanto anche al piano rivolto all'edilizia scolastica, che appunto deve essere, come dire, finalmente terminerà, insomma in questo periodo ci potrà dare forse delle soluzioni anche in quei comuni che si stanno muovendo con quei sindaci attenti e con appunto quella cittadinanza attenta per dare, come dire, un servizio ai cittadini e un servizio ai bimbi, così da renderli sicuri. Certo, andiamo avanti velocemente perché vogliamo arrivare al tema della serata, però passiamo anche dalla Casa Bianca, perché oggi è stata la giornata dell'insediamento ufficiale di Donald Trump, una figura tra l'altro che su temi ambientali sicuramente accende il dibattito e le polemiche. Professor Casen, allora qui ci sono le immagini dell'insediamento, oggi ecco, una buona notizia, cosa dice? Direi che è un'ottima notizia, è stato eletto un presidente che ci lascia un po' spiazzati, non è il solito presidente che abbiamo visto fino adesso, l'America è abituata a metterci di fronte a delle situazioni tutto strane, abbiamo avuto un presidente precedentemente di colore, che cosa inimmaginabile in altre nazioni, in altre situazioni. Adesso abbiamo questo vorrebbe riprendere ridare slancio all'economia americana, perché chiaramente questa globalizzazione ha spostato equilibri molto importanti verso l'Oriente, perché c'è una concorrenza sleale, in quanto la produzione fatta in Cina non corrisponde a quella fatta in Occidente, perché mancano tutti quei sostegni politici, economici, soprattutto sociali, che abbiamo noi. Quindi l'operatore cinese costa molto meno ed è obbligatoriamente più produttivo. Di conseguenza cominciamo ad avere un operatore che minimo fa 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Chiaramente non potremo mai concorrere in questo senso. Quindi vediamo però come attuerà questo riequilibrio che si ripromette. Direi che è abbastanza interessante. Staremo a vedere e soprattutto sta agli americani se ci sono dei rischi, come qualcuno preannuncia, di autoritarismo. Vedremo se gli americani, come sono bravi a fare, riusciranno a farlo. Credo che l'unico rischio che ha Trump è quello di un impeachment. Prima o dopo glielo cacciano sulla schiena o ci proveranno, perché chiaramente è fuori dalle righe e di conseguenza sarà interessante questa politica. Speriamo che non faccia danni. Dottor Cordiano, lei è preoccupato dall'arrivo di Donald Trump? Lei di medici preoccupato sì, come dal punto di vista ambientale, come probabilmente molti dei movimenti ambientalisti americani, perché effettivamente è un personaggio abbastanza controverso da questo punto di vista. Si
Tra il suo programma elettorale è quello in pratica di annullare l'EPA, cioè che è l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Ha nominato uno strenuo acerrimo nemico di questa agenzia, che ha cercato un po' sotto anche la presidenza Obama di regolare un po' le leggi e le proposte per quanto riguarda l'inquinamento ambientale. Trump e tutti i suoi dell'entourage sono dei negazionisti del riscaldamento globale, nonostante ormai oltre il 98% degli scienziati a livello mondiale si sia espresso come un'origine delle attività umane per la gran parte di questo riscaldamento e l'emissione di gas serra. Un'altra cosa che preoccupa soprattutto gli americani è quello che un altro dei progetti di Trump è quello di voler annullare la riforma sanitaria di Obama, che ha cercato di distribuire un po' di equità anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria per le persone meno abbienti, e questo probabilmente vedremo comunque cosa farà. Certo, Presidente Mossa, lei ha un'idea? Sicuramente un personaggio controverso, un personaggio un po' sopra le righe, sicuramente un presidente di cui non eravamo abituati a vedere. Io devo dire, sono curioso di vedere come si muoverà. Certo, da certe sue affermazioni si rimane un attimino un po' così, perché quando lui parla di confini, di costruire muri con il Messico, di mettere giù dei dazi pesanti, quando pensiamo che l'America è il paese più globalizzato che c'è al mondo, mentre sentiamo invece la Cina che parla di mercato globalizzato, addirittura l'America, che dovrebbe essere l'esempio della globalizzazione, parla di chiusura dei mercati, di chiusura dei confini, di chiusura dal resto del mondo. Mi fanno un po' riflettere, un po' pensare queste sue affermazioni e anche altre che ha fatto, come diceva il dottor Cordiano. Vediamo, insomma, aspettiamo un attimo a dare dei giudizi definitivi. Cioè, di certo, comunque, gli Stati Uniti ancora una volta hanno dimostrato di saper cambiare in maniera radicale, professor Casa. Sì. Ma sì, è un po' una caratteristica, no? È la caratteristica degli americani, perché hanno una tradizione completamente diversa da quella europea, e quindi di volta in volta si inventano il loro presidente. Abbiamo visto da Kennedy a tutti i presidenti che sono venuti dopo. Abbiamo avuto un presidente attore, abbiamo avuto un presidente che è stato cacciato dalla Casa Bianca. Cioè c'è la forza di cambiamento in America, cosa che invece spesso in Europa e in particolare in Italia il cambiamento non fa parte della nostra cultura. Certo, allora adesso veniamo invece al tema della serata, parliamo di queste sostanze, di queste sostanze perfluoroalchiliche. Ci viviamo dentro praticamente, sono dappertutto, le utilizziamo tutti i giorni, dalla carta da forno alla sciolina per gli sci, passando poi per tanti altri utilizzi, le schiume per gli estintori e quant'altro. Però questi PFAS hanno creato un problema qua in Veneto, andando ad inquinare le falde dell'Alto Vicentino, nella zona di Trissino, e poi a cascata anche nelle zone sottostanti, coinvolgendo un'ottantina di comuni, ma probabilmente poi nel futuro saranno anche di più, perché la falda scorre anche con lei l'inquinamento, e coinvolgendo, anche interessando almeno 400.000 persone. E ora ci si interroga, ci sono degli studi che dicono che ci sono delle interferenze con la salute. Qui abbiamo il dottor Cordiano che ci spiegherà poi qual è la situazione attualmente. L'ARPAV monitora il territorio, è stato messo in atto tutta una serie di attività per controllare, ma è abbastanza, e soprattutto cosa è stato fatto e cosa si sta facendo. Allora, innanzitutto abbiamo contattato via Skype il professor Walter Navarrini del Dipartimento di Chimica e Ingegneria Chimica Giulio Natta del Politecnico di Milano, per farci spiegare brevemente che cosa sono questi PFAS e
anche se si riescono poi magari a smaltire in una qualche maniera. Sentiamolo. Sì, vengono utilizzati per trattamenti superficiali per rendere idrofobiche o resistenti al calore superfici quale carta o cartone, soprattutto quando devono andare ad alta temperatura. Altre applicazioni sono proprio sui tessuti oppure sulle superfici che devono rimanere idrorepellenti, se vogliamo, e oleorepellenti. I PFAS vengono utilizzati, i primi PFAS sintetizzati negli anni 60 da 3M, con la catena abbastanza lunga, famosi C8, sono stati sintetizzati e utilizzati dagli anni 60 fino agli anni 2001 precisamente, quando 3M ha deciso di uscire da questo business, e dopo qualche anno anche tutte le altre case produttrici hanno smesso di sintetizzare questi PFAS a lunga catena. Vengono invece utilizzati PFAS a catena molto più corta o estremamente più lunga, perciò polimerici. Questi ultimi non vengono inseriti, diciamo, non vengono assimilati dai tessuti umani, dal corpo umano o comunque da mammiferi. 3M ha deciso di sospendere la produzione anni fa perché si è accorta della presenza diciamo, nei tessuti di animali di questi PFAS a bassissima concentrazione ed anche nell'uomo. Qual è la vita di questi composti? Maggiore di 100 anni. Ecco, c'è un modo per, come dire, smembrarli, dividerli? Sì, bisogna proprio dargli addosso tanto, bisogna utilizzare la luce UV, bisogna utilizzare la catalisi che avviene sul biossido di titanio o su ossidi che ci sono presenti in natura, e bisogna utilizzare anche un bel po' di rimescolamento superficiale, quello che avviene spesso sulle spiagge quando abbiamo un mare mosso in presenza di ghiaia, quarzo e luce, effetto meccanico. Ecco, insomma, la soluzione sta nell'effetto meccanico per riuscire a scomporli e a renderli forse innocui, però si deve arrivare al mare comunque. Dottor Cordiano, cosa dice? Allora, innanzitutto sostanze, una produzione che è iniziata negli anni 60 e che poi è andata avanti per tanti anni senza che ci fosse di fatto un controllo effettivo di che cosa si stava producendo o comunque degli effetti che aveva sul territorio. A dire il vero, questi prodotti sono stati brevettati prima della seconda guerra mondiale, nel 1938 dalla 3M, addirittura furono stati, diciamo, facevano parte del progetto Manhattan, che è quello della costruzione della bomba atomica. La produzione cominciò in grande stile subito dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 1950, da parte della 3M, che, come giustamente ha detto, l'azienda che l'ha brevettato ha prodotto queste sostanze probabilmente per prima a livello mondiale. Per anni, per decenni, la 3M era cosciente, avevano fatto degli studi che queste sostanze erano presenti nel sangue non solo degli animali, nei tessuti, ma anche in quelli umani, degli operai, e quindi avevano tenuto nascosto queste cose. Erano convinti della pericolosità di queste molecole, però nascosero la verità, e quando se ne accorse l'EPA, insomma, fu, diciamo, convinta. Quella che Trump vuole, sì, che vuole abolire, le disse un po' un out dicendo che se non avessero sospeso la produzione l'EPA avrebbe cominciato a prendere dei provvedimenti. Quindi la 3M accettò di autosospendersi volontariamente dalla produzione, però cominciò ad essere prodotta poi dalla DuPont, a cui serviva per fabbricare il famoso Teflon, cioè il rivestimento delle padelle antiaderenti. Inaderenti. Certo, è quello che dicevo, no? Che noi, tra virgolette, lo abbiamo attorno, sì, in maniera anche consistente. Negli Stati Uniti, ad esempio, per l'impermeabilizzazione dei prodotti come la moquette, ad esempio, quando nacque la moquette antimacchia, tutti i tessuti impermeabili, ma anche, appunto, come dicevo prima, anche
la carta da forno, ce l'abbiamo attorno. Allora, in nome del progresso, tra virgolette, della comodità, ci siamo inquinati da un'altra parte. Assolutamente sì, e continuiamo a inquinarci, perché leggevo adesso dal giornale di Vicenza che appunto hanno sostituito, le emittenti hanno sostituito questi catena lunga con i catena corta. Ma non c'è, allora dicono che non ci sono studi che dicono che queste sostanze fanno male, ma fanno meno male perché sono a catena corta. Ma se non hai studi che dimostrano che non fanno male, perché continui a produrle? E soprattutto, perché continui a farli produrre? Perché questa ditta sta ancora producendo queste cose e sta ancora immettendo nell'ambiente. Dopodiché la Miteni, ricordiamoci, il professore parlava fino al 2000, ma la Miteni ha prodotto FOA fino al 2011 e a intervalli fino al 2013. Quindi ha continuato a produrre a catena lunga anche successivamente. Quindi noi siamo diventati il terzo mondo dell'America a questo punto qua. Loro avevano smesso, noi abbiamo continuato. Io non so quanto ancora potremo andare avanti in questo modo. Se valga la pena avere il tessuto impermeabilizzante e morire di tumore o di qualche altra malattia. Dobbiamo porci questo problema. È un problema che naturalmente mina le basi anche forse nella nostra società dei consumi. Dovremmo forse tornare indietro. Forse bisognerà fare qualche rinuncia, è un tema che riguarda anche altri settori, questo del nostro progresso che ci mette di fronte poi a delle realtà che devono essere necessariamente sistemate. Cristina, guarda, lei è una cittadina di Lonigo, lei insomma, è lì nella zona colpita maggiormente all'interno di quest'area rossa. C'è anche una cartina, tra l'altro, dove viene indicata, vediamo se la regia riesce a proporcela, c'è tutta l'area interessata, c'è un'area rossa, un'area gialla, viene considerata a seconda del rischio, delle percentuali, diciamo, di inquinanti nelle falde dell'acqua. Voi come state vivendo, come avete vissuto questi periodi? E poi, ecco, poi lei tra l'altro di famiglia avete anche un'azienda agricola, quindi il problema anche dell'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione. Il mio territorio è molto preoccupato. Io insieme a tutti gli altri cittadini di Lonigo, ma non soltanto, siamo cittadini che si continuano a fare delle domande e difficilmente hanno avuto risposte in questi anni. Il problema dei FAS è un problema che comunque il Veneto è un problema di cui il Veneto ha una conoscenza comunque da 4 anni, non è una cosa dell'ultima ora. Eppure le attività politiche in questo senso, per cercare di applicare un principio che a livello europeo e internazionale è il principio per eccellenza, cioè il principio della precauzione, non è mai stato messo in atto. Ad oggi, dopo 4 anni, l'unico sistema di bonifica attuato all'interno del nostro territorio per tutelare i cittadini di Lonigo, ma non solo, di tutti i comuni che sono interessati dall'inquinamento nell'acqua potabile, e qui parliamo soltanto di un ambito però, è il sistema del filtraggio dell'acqua, di cui sicuramente avremo modo di parlare in questa serata, ed è l'unico sistema di bonifica possibile forse al momento per tutelarci, come dire, per riuscire ad avere un'acqua al di sotto dei limiti di performance, significa al di sotto dei limiti stabiliti dall'EFSA e presi insomma come limiti di indirizzo. Però se noi dobbiamo ragionare su un principio di precauzione, non sapendo che cosa queste sostanze vanno a creare nel nostro corpo e vedendo anche gli ultimi dossier dopo 4 mesi insomma, pubblicati dalla Regione Veneto, ci domandiamo, per proteggere i bimbi, per proteggere i nostri neonati, per proteggere le mamme, per proteggere le nuove generazioni, che cos'è che possiamo fare? Noi abbiamo provato a fare delle proposte anche in Consiglio regionale e ne approfondiremo. Ne approfondiremo. Prego Buscagini. Parlava prima dei filtri, ma noi stiamo ai 40 anni praticamente che usiamo acqua buona del canale LEB per diluire reflui che vengono dal comparto conciario. Utilizziamo acqua buona per diluire reflui industriali. E diceva prima che probabilmente interesserà altre regioni del Veneto. Io dico che sono già interessati altri comuni, ma fino al mare, perché purtroppo il Fratta, dove scarica il collettore Arica, è già arrivato e continua ad arrivare al mare. Quindi, e quell'acqua viene usata anche per irrigare i campi, fino
a Chioggia, diciamo. Quindi probabilmente ci saranno altre sorprese. Beh, adesso, e ci sono allora, sicuramente altre sorprese più avanti. Certo. Boscagli, adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, ma poi rientriamo e sentiamo cosa dice l'ARPAV, cosa sta facendo, cosa ha fatto la Miteni e qual è la situazione. A tra poco, dopo la pubblicità.